quindi salutiamo subito l'onorevole Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Identità e Democrazia. Buon pomeriggio, onorevole. Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori. E allora, come vede l'andamento di queste consultazioni, il fatto che sappiamo che ci sarà un secondo giro, insomma, il suo punto di vista su come si sta evolvendo la situazione? Ma sicuramente il primo elemento positivo è quello che un governo che non era nato per costruire un anno e mezzo fa, ma era nato solamente contro una persona e un partito, è caduto. Quindi si è azzerato il piano della politica. Oggi, dando un incarico anche a una personalità autorevole come Draghi, c'è lo spazio, ci potrebbe essere lo spazio per mettersi d'accordo su alcuni punti oggi cruciali per il Paese e quindi costruire un governo per costruire qualcosa di positivo. Vediamo come andranno le consultazioni, quindi ad oggi è difficile fare previsioni o insomma dire cosa succederà. Noi abbiamo un atteggiamento positivo e propositivo. Domani andremo alle consultazioni ponendo 2 o 3 temi sia a livello nazionale sia a livello europeo che secondo noi sono necessari per il Paese e possono coinvolgere un'ampia maggioranza, quindi anche gli altri partiti. Li proporremo a Mario Draghi, sentiremo qual è la sua idea del Paese, se collima con queste nostre priorità che riguardano la crescita, il taglio delle tasse, il cambio di alcune regole in Europa che non hanno funzionato, e vedremo se c'è spazio davvero per mettersi d'accordo su una fase costruttiva dopo quella distruttiva del governo precedente. Quindi, insomma, un'apertura a un lavoro comune, un lavoro appunto di costruzione. Dall'Europa, come sappiamo, c'è il gradimento per Mario Draghi, lo abbiamo anche visto dai mercati finanziari, lo spread è sceso al 94 oggi, insomma la soglia simbolica di 100 era stata sfiorata ieri, e insomma continua a esserci questo gradimento per questa ipotesi di costruzione di un governo. Lei ha enunciato quali sono i punti rinunciabili, ma sono punti come paletti, perché da più parti si sta dicendo ma dopo il braccio di ferro che c'è stato finora, dove ciascuno dei partiti ha presentato per tentare di andare avanti con il governo precedente, ha tentato di rivendicare alcuni punti irrinunciabili, ora non è il momento ancora di porre paletti. Insomma, voi sarete in questo modo, si arriverà a una mediazione, ci sarà spazio per venirsi incontro? Noi non poniamo paletti, poniamo dei temi che crediamo possano fare il bene del Paese e credo possano essere condivisibili sia per le altre forze politiche sia per il Presidente incaricato. Ovviamente poi, ripeto, vediamo anche qual è la sua idea e quale sarà la sua idea di Paese. Immagino che prima di accettare l'incarico si sia preparato, abbia sviluppato anche insieme al Presidente Mattarella le sue idee per traghettare il Paese in questo momento difficile. Quindi, ripeto, nessun veto, nessun paletto, ci sediamo, mettiamo i nostri temi, speriamo che possano essere condivisibili per gli altri. Chiaramente non vogliamo una riedizione di un governo Monti, quindi la politica deve rimanere comunque protagonista, perché le scelte che farà questo governo saranno comunque scelte politiche importanti per il futuro del Paese. Ripeto, noi ci siamo in maniera costruttiva, in maniera responsabile, questo è un appello che facciamo anche a tutte le altre forze politiche, vediamo quello che esce. Siamo positivi su quello che può nascere, se c'è la volontà davvero di archiviare una fase deprimente per il Paese e aprirne una nuova su cui ci si concentri davvero sulle priorità che ci chiede la gente, che chiedono le persone, gli imprenditori e le famiglie. Ecco, onorevole Marco Zanni, lei diceva nessun paletto, neanche quello posto nella scelta o noi Lega o il Movimento 5 Stelle? Assolutamente no, credo che anche da questo punto di vista Matteo Salvini sia stato molto chiaro. È un momento particolare, si richiede responsabilità. Per dare forza a un progetto costruttivo, questo progetto deve essere il più ampio possibile. È chiaro che se il Movimento 5 Stelle come condizione pone la patrimoniale, è chiaro che né noi potremo essere d'accordo, ma non credo che neanche il Presidente Draghi pensi che tassare o aumentare le tasse
in una situazione di depressione economica come questa sia una cosa intelligente da fare. Quindi insomma ci appelliamo anche al suo buon senso e ripeto all'idea che avrà lui di paese. Senta, le questioni che aspettano il governo Draghi, come lei sa meglio di me, sono tante. C'è il recovery plan, e poi c'è l'approvazione del decreto ristori che vale 32 miliardi, un decreto per aggiornare le restrizioni anti-Covid, e sappiamo, abbiamo discusso prima con il professor Richeldi del Comitato Tecnico Scientifico, che c'è in gioco la riapertura degli impianti di sci con una pandemia che, a sentire gli ultimi dati, non è assolutamente rassicurante in questo momento, perché quei sacrifici che abbiamo fatto durante le feste di Natale, dice l'associazione Gimbe, stanno un po' venendo meno. Già si vede questo Covid che purtroppo rialza la testa in tante regioni. E poi c'è la proroga del blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, da decidere sì o no. Ecco, questi punti che sono così pregnanti potrebbero far sì che poi sugli altri punti che lei ha detto si possa trovare, come ho già chiesto prima, un tavolo di mediazione. Ma credo che i punti che lei ha elencato fanno parte di quelle 2 o 3 macro priorità che secondo noi dovrebbe trattare questo governo, quindi la ripresa economica, il che include trattare di questioni come i ristori, come il recovery fund, come il tema dei licenziamenti, come il tema delle moratorie sui prestiti che sono state prolungate fino a metà anno, ma poi bisognerà vedere cosa farne, e il tema della pandemia, quindi la strategia vaccinale, dove l'Italia e l'Europa soprattutto non hanno fatto molto bene. Ecco, credo davvero si possa trovare un percorso costruttivo su queste 2 o 3 priorità e magari anche alcune riforme che la gente, gli imprenditori ci chiedono, no? Il tema della burocrazia e il tema della giustizia, credo che al di là, ripeto, del tema sanitario e del tema economico, che sono prioritari, possano essere altre 2 tematiche dove si può trovare un largo consenso per migliorare il Paese. E allora grazie all'onorevole Marco Zanni, europarlamentare della Lega, presidente del gruppo Identità e Democrazia. Buon lavoro, ovviamente continueremo a seguire Grazie a voi e buona serata. l'evolversi della situazione. Grazie.